Con le due squadre pronte a scendere in campo e una perfetta ed impeccabile cornice primaverile, a me non resta che dirvi amici sportivi, benvenuti e bentrovati al velodromo Paolo Borsellino di Palermo. Oggi gioca l'Under 17, oggi giocano TF contro Academy Palermo per il match valido per il primo turno playoff. Godiamoci l'ingresso delle due squadre in campo e dopodiché leggeremo gli uomini a disposizione della squadra di casa. Per l'ATF troviamo a disposizione con il numero 1 Veliu Reiland, col numero 2 Villardita Samuel, col 3 Pisano Federico, col 4 Niceta Francesco, col 5 Lapadura Raffaele, col 6 Fav Fabrizio, col 7 Camilleri Gianluca, con l'8 Sarro Matteo, col 9 Parrino Gabriele, col 10 Costa Giuseppe, con l'11 Manzella Antonino, col 12 Verdicaro Mario, col 13 Cassataro Flavio, col 15 Cangemi Andrea, col 16 Sistori Davide, col 17 Gilia Giuseppe, col 18 La Parola Tancredi, col 19 Troia Paolo e col 20 Mancuso Elias Marco. Vediamoci la carica pre-partita della squadra di casa, dopodiché le due squadre si disporranno in campo e spetterà solo all'arbitro dare il fischio d'inizio. TF che si dispone sulla parte destra del campo, Academy Palermo sulla sinistra. Match che può finalmente iniziare, quello tra TF ed Academy Palermo, valido per il primo turno dei playoff Under 17. Subito inizia l'Academy con un lancio lungo, poi TF che recupera il pallone e che prova a proporsi in avanti sulla corsia di destra. Non riesce ad arrivarci Villardita, pallone che termina fuori. Rimessa laterale dell'Academy, lotta la TF sul pallone, costretto ad uscire Veliu, non Tuffo recupera il pallone, poi si appoggia a Niceta, palla tra i piedi di Pisano, poi palla che termina fuori. Rimessa laterale battuta da Pisano. Ferma tutto il direttore di gara, fallo ai danni dell'ATF. Sarà punizione per la squadra di casa.
Fava che ritorna da Veliu, poi passaggio calibrato male, non riesce però ad intercettare il pallone l'Academy. Batte la rimessa laterale Pisano, lancio lungo intercettato dall'Academy. Palla che termina fuori. Si ripartirà da una rimessa dal fondo che Veliu batte corta. Mette molta pressione l'Academy in queste prime fasi di gara. Poi lancio lungo da molto lontano, che però finisce facile tra le braccia di Veliu, che in 2 tempi recupera. Poi scambia con Niceta, e serve Camilleri. Poi recupera nuovamente il pallone Niceta, palla tra i piedi di Camilleri, che sbaglia il passaggio, poi ferma tutto nuovamente il direttore di gara. Punizione per la TF. Va Niceta a battere la punizione, invece poi la cede al compagno, che batte corto verso Pisano, che scambia nuovamente con Niceta, poi palla tra i piedi di Fava. Palla ancora tra i piedi della TF, e poi scagliata lontano dall'Academy. Gioco che riprende. Ferma nuovamente tutto il direttore di gara per un'altra punizione in fuori della TF. Stavolta va Niceta sul pallone. Batte Niceta. Pallone non particolarmente pericoloso per la difesa dell'Academy. Si ripartirà da una rimessa dal fondo. Rimessa battuta lunga, ci mette una pezza di testa il numero 6 Fava. Prova ad allontanare il numero 7 della TF, poi grande rischio e buon intervento di Veliu, che scampa il peggio, mantiene la parità. Soffre in queste prime fasi di gioco la TF. Ottima la reazione e l'intervento di Veliu. Ferma tutto il direttore di gara e placa subito gli animi, che già in questi primi minuti si stanno già iniziando a fare caldi. Mette subito le cose in chiaro il fischietto del match. Nel frattempo si riparte da un corner per l'Academy. Poi palla che rotola fuori. Lancio della TF. Ferma nuovamente tutto il direttore di gara. Altra punizione per la TF, molto intransigente il direttore di gara.
Va a ripartire l'Academy sulla corsia di destra, recupera la TF che prova a rispondere. Lancia la Padula. Va a rispondere subito l'Academy. Un pallone molto interessante, ci va la Padula, poi ferma tutto il direttore di gara ed estrae il cartellino. Estrae il cartellino rosso. Subito TF in 10. Strada che si fa molto in salita. Tutta la TF a colloquio davanti al direttore di gara. Episodio che condizionerà inevitabilmente in maniera notevole il match. Siamo solo all'8° minuto di gioco. Giocare per più di 82 minuti in inferiorità numerica sicuramente non mette le cose semplici per la TF. La Padula cede la fascia al braccio al numero 3 Pisano e abbandona il campo. Academy Palermo che si prepara a battere la punizione, praticamente a pochissimi centimetri dai limiti dell'area. Tirata una cannonata che inquadra lo specchio della porta. Ferma tutto il direttore di gara, va a colloquio con il mister, lo invita alla calma. Riprende il gioco, animi che si fanno inevitabilmente caldi sin dai primissimi minuti. Prova a rispondere la TF. Palla che ritorna tra i piedi dell'Academy, poi blocca il lancio lungo Pisano. Palla che viene recuperata dalla TF. Poi pallone che termina fuori. Lascia giocare il direttore di gara, poi ferma tutto. Punizione battuta lunga a cercare direttamente i compagni in aria, attimo di brivido per la TF. Palla che resta in possesso dell'Academy che prova a ritagliarsi uno spazio e si guadagna un calcio d'angolo.
Battuto il corner, poi spizzata di testa, bella centrale, facile per Veliu che lancia lungo, prova a allontanare la difesa, riesce ad agganciare il pallone Parrino che prova a scambiare con Manzella, palla che poi termina fuori. Va a recuperare Parrino che cede il pallone a Camilleri, questa mette il pallone in mezzo, lancio lungo, ferma tutto il direttore di gara, punizione per l'Academy. Lancio lungo, cercare il giocatore dell'Academy sulla corsia di sinistra che lotta per mantenere il possesso del pallone alle parti della bandierina, riesce a recuperare il pallone dell'ATF, una palla tra i piedi di Niceta, lancio lungo Niceta, non riesce però a trovare Parrino, è ancora in possesso dell'Academy che prova ad affondare sulla corsia di sinistra, buona la chiusura difensiva della squadra di casa. Battuta la rimessa laterale, non è pericoloso, poi tiro da parte del numero 2 Vicari che però manca lo specchio della porta. Sono dei minuti difficilissimi quelli vissuti finora dall'ATF, che già stava mostrando qualche piccolissima difficoltà prima di restare in 11, cioè prima di restare in 10. Gioco molto fisico quello dell'Academy, che sicuramente infastidisce la fase di costruzione dell'ATF. Ferma tutto il direttore di gara, batte subito la punizione l'ATF provando a sorprendere, palla tra i piedi di Costa, sarà corner. Prepara a battere il corner Costa, corner battuto, che però finisce subito in possesso dell'Academy che però spreca. Lancio lungo di Villardita, poi ferma tutto il direttore di gara. Gioco che riprende. Lancio lungo dell'Academy, palla facile tra i piedi di Veliu però che gestisce. Altra grande occasione per l'Academy, ci mette una pezza Villardita che protegge il pallone e si guadagna il fallo. Palla che termina fuori, sarà rimessa laterale per la TF. Messa battuta.
Lancio lungo, ci mette la testa Pisano. Poi lotta per recuperare il pallone l'ATF, palla per piedi di Niceta, che salta l'avversario ed avanza palla al piede. Scambio con Costa, che poi va da Camilleri. Lancia lungo Pisano. Intercettato il pallone dall'Academy, che prova a partire sulla corsia di sinistra. E buona chiusura difensiva da parte di Villardita. Si scaldano gli spalti. Palla tra i piedi di Pisano, che prova a allontanare. Allontana Niceta. Lancio lungo, facile per Veliu. Si appoggia corto su Pisano, poi lancio lungo a cercare Parrino, ferma tutto il direttore di gara. La panchina dell'ATF, che avrebbe voluto giustamente il vantaggio. Si ripartirà dunque da una punizione in favore dell'ATF. Va Niceta sul pallone, prende qualche passo di rincorsa, poi arriva un attimo il direttore di gara della mischia a placare gli animi. Pallone battuto da Niceta, facile tra le braccia di Ferraro, che rinvia lungo. Prova a costruire sulla corsia di destra l'Academy. Ottimo recupero da parte di Pisano, che avanza palla al piede sulla corsia di sinistra. Ancora Pisano. Poi scatta Manzella sul pallone, non riesce però ad arrivarci in tempo. Una chiusura di Sarro sul pallone. Continua a lasciare giocare il direttore di gara. Poi prova ad allontanare Fava. Palla ora tra i piedi di Fava, che ritorna da Veliu. Palla a Niceta, che va da Pisano. Poi Camilleri. Ancora Niceta, Camilleri, Pisano. Avanza palla al piede Fava. Non riesce a trovare Sarro. Pallone che va oltre la linea di fondo. Sarà rimessa. Lancio lungo. Poi pallone difficile da interpretare.
Punizione battuta dalla TF. Batte corto Niceta. Palla tra i piedi di Pisano. Pallone interessante, però calibrato male. Termina sul fondo. Palla tra i piedi di Pisano, che lancia lungo. Lancio lungo dell'Academy. Ci mette il fisico Fava. Poi palla che termina fuori. Pallone interessante per l'Academy. Poi prova a sventare tutto la TF, ma palla che rimane ancora lì. TF che finalmente recupera il pallone, allontana con Pisano. Lotta sul pallone il numero 9 Parrino. Ci mette la testa Pisano. Non riesce ad aggrappare il pallone Costa, poi ferma tutto il direttore di gara per fuorigioco. Ancora gioco momentaneamente fermo. Palla tra i piedi di Pisano che torna da Veliu. Lancio lungo. Non è recuperato dall'Academy che si trova tu per tu. E grande risposta di Veliu. E arriva un'altra grande risposta dell'estremo difensore della TF. Che mantiene la parità, salva la baracca. E mantiene la propria rete bianca. Nonostante la difficoltà dovuta all'inferiorità numerica, si fa trovare pronto Rayland Veliu. Corner battuto. Pallone che sfila, poi ferma tutto il direttore di gara, probabilmente per un fallo commesso in aria. Avanza palla al piede Pisano, poi ha sbagliato il rinvio, ci mette una pezza Niceta, poi ferma tutto il direttore di gara. Ancora possesso TF.
Ferma tutto il direttore di gara. Sarà punizione per la TF in una zona abbastanza interessante. Si prende il pallone Parrino. Va lui alla battuta. Batte Parrino. Grande occasione, poi ferma tutto il direttore di gara. Fuori gioco. Richiesto l'intervento degli assistenti della panchina dell'Accademia Palermo. Gioco momentaneamente fermo. Riprende il gioco, possesso Academy, che lancia lungo. Ferma tutto il direttore di gara. Palla tra i piedi di Pisano, che lancia lungo. Avanza la palla al piede del numero 11 Manzella. Ancora Manzella. Poi scambio con il numero 8, palla ancora tra i piedi di Manzella, poi allontanata la difesa dell'Academy. Niceta prova a rimettere il pallone in avanti. Gioco che prosegue, lascia correre il direttore di gara, poi altro intervento provvidenziale di Veliu. Attimi di comprensibile tensione, soprattutto da parte della squadra di casa, che sin dai primissimi minuti del match si è vista troncare le gambe da un'espulsione.
Il direttore di gara restituisce il pallone nel frattempo. Lotta Niceta sul pallone. Continua ad andare avanti la TF. Poi palla interessante. È tutto regolare secondo il direttore di gara. Poi traversa clamorosa per la TF. Pallone che rimane ancora lì. Attimi concitatissimi per la squadra di casa, che non si lascia affatto abbattere dall'inferiorità numerica e continua a rispondere. Avanza palla al piede della TF, lancio lungo. Tutto regolare secondo il direttore di gara che lascia correre. Ultimo tocco della TF però, sarà rimessa laterale per l'Academy. Possesso TF. Palla poi recuperata dall'Academy che prova ad allontanare. Subito però recupera il possesso la TF. Lotta Parrino che tira da fuori area. Calibra però male il tiro. Inquadra di molto lo specchio della porta. Prova a scattare l'Academy per recuperare il pallone. Pisano non riesce ad allontanarlo a dovere, concedendo sostanzialmente il calcio d'angolo alla squadra ospite. Prova a ritagliarsi spazio l'Academy. Attenta la difesa della TF, prova a chiudere qualsivoglia spazio. Il pallone è troppo alto, nessun pericolo per Veli. Si prende il suo tempo per costruire la TF. Ci mette un po' troppo il fisico il numero 9 dell'Academy. Punizione per la TF subito battuta. Lancio lungo di Pisano a cercare Parrino. Sarà corner.
Costa si prepara a battere il corner. Corner battuto. Pallone che rotola sul fondo. Ultimo tocco dell'Academy. Rimessa laterale per la TF. Rimessa a cercare gli uomini in area. Poi Academy che allontana. Palla interessante tra i piedi di Manzella, che scambia con i compagni. Una chiusura difensiva da parte dell'Academy che prova a ripartire. Da vantaggio il direttore di gara, poi ferma tutto. Lancio lungo dell'Academy. Pallone allontanato di testa dalla difesa della TF. Prova a controllare Niceta. Si appoggia al compagno. Poi palla tra i piedi di Costa. Pisano scambia con Niceta. Poi il TF che prova a scattare sulla corsia di destra. Ferma tutto il direttore di gara ed estrae anche il cartellino. Poco più degli ultimi 5 minuti di gara prima del termine di questa prima frazione. Staremo a vedere quanto sarà il recupero concesso dall'arbitro in questo primo tempo. Sicuramente ci sono state diverse interruzioni in questa prima metà di gara. Staremo dunque a vedere. Azione battuta. Palla ora tra i piedi di Pisano, che scambia con il numero 7 Camilleri. Poi pallone che termina fuori. Ora rimessa per la TF. Recupera il pallone Camilleri, si prepara a battere la rimessa laterale. Palla allontanata, ci mette la testa Pisano. Recupera Niceta, che si appoggia a Pisano. Poi scambia di nuovo con Niceta. Allora tra i piedi di Manzella, che avanza palla al piede. Salta l'uomo, tenta il tiro murato. Palla che rimane però ancora in possesso della TF. Pallone nella zona della bandierina. Prova a mettere in mezzo il pallone nuovamente la TF. Riparte però l'Academy sulla corsia di sinistra. Poi ferma tutto il direttore di gara. Sarà punizione, vola un altro giallo. Stavolta ai danni di Sarro. Si prepara a battere la punizione l'Academy. Punizione battuta.
TF beffata, spizzata di testa vincente da parte del numero 7 Salvatore Furia, che porta l'Academy Palermo in vantaggio. Non ci arriva stavolta in tuffo Velio, che finora aveva preso di tutto. Una bella doccia fredda prima del termine della prima metà di gara. Lancia lungo Velio. Lancio lungo. Adesso parte nuovamente all'assalto l'Academy. Si guadagna anche un calcio d'angolo. Corner battuto, poi stavolta il pallone non inquadra lo specchio della porta. Va a recuperare la palla Belli. Batte corto l'estremo difensore dell'ATF, poi Pisano lancia lungo. Lotta Sarro sul pallone, poi si appoggia a Niceta. Lancio lungo, provare a cercare Parrino, poi viene allontanato dall'Academy. Alla trepidi del numero 10 Niceta. Poi altro tentativo da parte dell'Academy, stavolta però fermato dalla TF. Ha tirato là fuori. Lancio lungo di Camilleri. Ci mette la testa Niceta, poi Sarro da fuori aria, non inquadra lo specchio della porta. Con tutta la calma del mondo va Ferraro a recuperare il pallone. Altro corner per l'Academy, stavolta ha battuto Rasoterra. Prova a chiudere gli spazi la difesa dell'ATF. Errore da parte del numero 10 dell'Academy, palla che rotola tra le braccia di Velio. Prova a lanciare lungo per i compagni proposti in profondità. Palla che va a cercare Manzella, che ci mette il fisico e prova a scattare sulla corsia di destra. Pallone che viene ben difeso dell'Academy, che esce dalla propria area e prova a ripartire. Adesso è la squadra ospite a provare l'affondo sulla corsia di sinistra.
Tentato il tiro, buona reazione da parte di Velio che tiene anche il pallone dentro. E poi rinvia lungo. Arriva il duplice fischio, squadre che vanno negli spogliatoi con il momentaneo risultato di 0-1 in favore dell'Accademia Palermo. Match che sin dalle prime battute si è fatto subito in salita per la TF, che dovrà dare una vera e propria risposta di carattere in questo secondo tempo, se vuole quantomeno strappare il pari. Buon pomeriggio a tutti amici qui dal campo comunale di Santa Margherita di Belice, benvenuti alla gara tra Margheritese e Gemini. Calcio di punizione che arriva in area con lo stacco tentato da Messina, vede che si è proposto Muratore, ancora lui, Muratore per Collei che mette al centro Mondino. Graci, cross al centro, Zinna prova a prendersi lo spazio giusto. Ancora Margheritese, altro traversone, De Miere, miracolo, ma il pallone è entrato. Aveva fatto un miracolo De Miere, ma non è bastato. E avanti la Margheritese al 28esimo. Gol di Nicolis con la 18. Occhio però alla Margheritese che può ripartire con questo pallone che non passa, ma c'è sempre Zinna che prova il destro che non si abbassa. Punto qui da parte di Licata, pallone buono per Stassi, Stassi in area, colpisce male Giorgio Stassi e questa è una notizia. Uomini biancorossi in area, pallone che ritorna nell'area piccola, De Miere non rischia la presa, rimane lì il pallone, c'è un fallo però su Beca, c'è però Vusu e col contagocce va dove c'è Licata. Lunga la squadra Miceli con questo tiro di Muratore, pizzolato, non trattiene, prova a girarsi, lo fa con calma, forse un po' troppa, adesso mette il pallone al centro, l'incredibile errore ed è arrivato il gol di Mondino che ha toccato sulla linea, incredibile svarione di pizzolato, sfortunato per il rimbalzo che ha ottenuto il pallone. Tutti indicano Muratore, quindi forse Mondino non ha toccato, il pallone già era dentro. Ancora Licata, va sul sinistro, pallone che è passato, Muratore al limite, allo spazio per andare al tiro, prova a girarsi nuovamente, viene bloccato e poi crea un'invenzione per Miceli che è solo, temporeggia Miceli, pallone che arriva al centro e c'è fallo di Stassi. Battere quindi Adamo, pallone sul secondo palo, arriva lo stacco De Miere. Micolis, allora, ottimo per Graci, era uno schema e per poco non trova un incredibile gol qui Graci, ma era fuori gioco che però è decentrato. Zinna si centra, prova il sinistro, Saim Beni a dire no, la prima vera volta in cui è stato impegnato. Potrebbe andare quindi la Margheritese con un'ultima grande occasione, ma in scacco prova il destro, la prende Saim Beni in due tempi che poi subisce un colpo. Più tempo, finisce 1-1, ultimo brivido per il Gemini che conquista un punto nella trasferta 2.0 di Santa Margherita di Belice. Subito giù, Niccoli prende il pallone, scarica sul compagno Melle sul secondo palo, anzi a rimorchio, Niccoli la sblocca subito dopo veramente forse 20 secondi, ma la palla poi mette subito dentro con Megna che ha chiuso il primo palo. È stato un cambio portieri, bella giocata ancora una volta per calciare, tutto facilissimo per Martorana sul secondo palo ancora e arriva puntualissimo da quella parte Niccoli, 3-0. Apertura da quella parte per Butera, deviazione, poi quasi che tocca la traversa questo Toscano, forse col braccio Meli, si continua Meli e poi la parata di volo, Meli ancora, il taglio di Alessi, viene servito in questo momento Alessi, calcio! E dove l'ha messa capitano?
questo è un gol bellissimo. Butia tocca il viso, si continua. Niccoli e fa 5-0 e protesta perché Butia era rimasto giù. Chinnici salta il primo, non il secondo, poi Megna. Palla in verticale, un po' spinto, palla che rimane lì ed è 6-0. Alla centrale per Meli, addosso ad Alessi, molto bravo ad uscire col petto, senza paura. La Fiura cerca la conclusione e fa un gol straordinario, Capitan Vito La Fiura. Il gioco scalzo alla Toscano, questa volta funziona perfettamente e il gol 7-1. Meli alza la palla, bella idea per Di Chiara che per poco non trova il suo primo gol in Girona. Niccoli a battere, c'è il taglio ottimo, non se lo segue Di Chiara, poi tocco morbidissimo da parte di Scalzo, gol meraviglioso, ma che palla di Niccoli. Poi entra dentro Di Chiara per Meli ed è il secondo gol in C1 per questo ragazzo ed è assist invece per Di Chiara. Taglio, Di Chiara la tocca, una sportellata con Agnello, la tiene in campo in mezzo a 1, in mezzo a 2, Di Chiara deve attaccare la porta, Di Chiara cerca la porta, Alessi, taglio di Niccoli, prende controtempo un po' Meli, rientra Niccoli, che gol ha fatto, 9-2, Niccoli, anticipo di Meli, riesce a passare Di Chiara ancora, Meli, salta nuovo Meli, e doppietta per Ruggero Meli, prima palla ancora di Di Chiara. Un po' 3 oggi gli osservati speciali, appunto Migna, Meli e Di Chiara. Intanto va bene così, finisce la partita, vince la Vigo San Cataldo con il titolo di 9-3. Qui con mister Ancona dopo il pareggio del suo Gemini sul campo della Margheritese. Mister, una gara che è terminata 1-1 ma poteva terminare probabilmente in qualsiasi modo, tante occasioni sprecate nel primo tempo, loro poi hanno fatto gol, forse la rete è arrivata nella maniera più rocambolesca possibile con uno strano rimbalzo del pallone, ma in generale c'era il sentore che si poteva fare di più pur essendo comunque un buon punto su un campo complicato. Sì, sapevamo che comunque era una partita difficile perché loro avevano ancora lo stimolo del piazzamento playoff, hanno fatto una grande partita, parlo della Margheritese, hanno fatto una grande partita, noi potevamo e dovevamo fare di più, abbiamo avuto tante occasioni, non siamo stati lucidi sotto porta e come detto il gol è arrivato poi magari nel modo più rocambolesco, tra l'altro è arrivato nel momento ideale, proprio subito dopo l'inizio del secondo tempo, c'era tutto il tempo possibile per poterla segnare, però ovviamente di fronte avevamo un avversario che ha fatto una grande partita, ha lottato su ogni pallone, quindi prendiamo atto di questo pareggio che smuove la classifica e guardiamo comunque ancora avanti perché dobbiamo ancora portare a termine quest'ultima fase di stagione nel miglior modo possibile, così da poterci piazzare nella migliore posizione possibile e poi ce la giocheremo ai playoff. Ha detto proprio di guardare avanti, domenica prossima c'è una grande sfida contro l'Alcamo, diciamo che ovviamente c'è anche un po' di apprensione per le condizioni di Mirko De Miere che è uscito per un infortunio nel corso del secondo tempo, si è fatto però ben vedere il secondo portiere Saglimbeni. In generale comunque la squadra arriva dopo una prova difficile contro un'altra formazione di quelle che sicuramente a questo punto, guardando anche la classifica, sarà tra quelle che si potrebbero incontrare ai playoff. Ma il girone di ritorno comunque ha riservato per il nostro girone un innalzamento qualitativo medio di tutte le squadre davvero inaspettato e importante. Questo ha reso ogni partita non scontata, aperta a qualunque risultato. Domenica prossima allo stesso modo sarà una partita che, nonostante comunque andiamo in casa dell'Alcamo, sappiamo che possiamo dire la nostra, andremo lì per ottenere il bottino pieno. Poi
poi ovviamente dico, sarà sempre il campo ad emettere verdetti. Per quanto riguarda Mirko, ha avuto un leggero risentimento muscolare, ma penso nulla di particolare, a prescindere, diciamo, il nostro reparto portieri è abbastanza completo e affidabile, quindi non rappresenterebbe un problema, però dico, a questo pensiamo dopo. Al momento ci godiamo 2 o 3 giorni di riposo, da martedì riprendiamo, ci prepareremo al meglio per Alcamo. Qui con Luca Antona, centrale del Gemini, dopo il pareggio per 1-1 contro la Margheritese. Luca, una partita difficile, si sapeva, complicata, leggere i rimbalzi su questo campo è davvero un'impresa ardua anche per i più esperti. Voi come reparto difensivo vi siete comportati molto bene, forse un pochettino più imprecisi lì davanti. Cosa è mancato secondo te oggi per arrivare al bottino pieno? Ma intanto, anche se il campo era in terra come il nostro, era completamente diverso, perché da noi c'è molta più sabbia e il rimbalzo, come hai detto tu poc'anzi, è veramente quasi illeggibile. Purtroppo ci siamo mangiati 2 o 3 gol a tu per tu col portiere, ma fa parte del gioco. Noi mancano le ultime 3 battaglie, cerchiamo di fare più punti possibili in modo tale da poter avere un piazzamento playoff più favorevole possibile. Parlando proprio della difesa, oggi, come già è capitato anche altre volte, eravate 3 ragazzi molto giovani ma già abbastanza esperti, state rodando ovviamente i meccanismi corretti, soprattutto. Riprende prima del previsto questo secondo tempo di TF Academy Palermo, match valido per il primo turno dei playoff del campionato Under 17. Nel frattempo, in questo intervallo ci sono stati 3 cambi per la TF. Ad entrare sono stati il numero 13 Cassataro Flavio, il numero 15 Cangemi Andrea ed il numero 20 Mancuso Elias Marco. Prova subito l'Academy a fare il primo squillo nei primissimi minuti di questo secondo tempo. Ricordiamo, per chi si fosse connesso adesso, TF momentaneamente in 10 sostanzialmente dal 5° minuto di gara, quando è stato espulso Lapadula per un fallo su ultimo uomo. Strada che dunque si è fatta sin da subito in salita per la squadra di casa, che adesso dovrà fare il triplo dello sforzo, sia per compensare l'inferiorità numerica, che giustamente anche per compensare questa situazione di momentaneo svantaggio firmata dalla squadra ospite negli ultimissimi minuti del primo tempo. Nel frattempo TF che si guadagna un calcio d'angolo. Corner battuto, poi smanacciato, palla che rimane ancora lì, attimi di confusione nell'area dell'Academy che poi allontana il pallone. 2 contro 1, poi lancio lungo, ottima lettura difensiva da parte di Cangemi che salva tutto. Poi chiude bene Niceta. Cambio rimessa. Prova a ripartire la TF. Palla tra i piedi di Cangemi, che scambia con Mancuso. Poi il direttore di gara che lascia correre, nessun fallo a suo avviso. Poi lancio lungo, però non trova nessuno in area. Lancio lungo,
Tentativo ennesimo da fondo da parte del numero 7 dell'Academy, però salva tutto Pisano, che mette in calcio d'angolo. Aveva già scavalcato Veliu, Furia Salvatore, autore tra l'altro del gol del vantaggio dell'Academy Palermo. Ci ha messo una gigantesca pezza Pisano, che ha messo il pallone in corner. Angolo battuto dall'Academy, pallone che viene allontanato dall'area della TF, ma poi ferma tutto il direttore di gara per un fallo ai danni della squadra di casa. Palla che ritorna alle parti di Veliu. Pallone allontanato, ma ancora in possesso della TF, che lancia lungo sulla corsia di sinistra. Riesce ad agganciare il pallone Pisano, palla che termina fuori. Ferma nuovamente tutto il direttore di gara. Attenzione, subito battuta dalla TF. Prova a farsi spazio il numero 20 Mancuso. Lotta sul pallone Sarro, che rimane a terra, tutto regolare però per il direttore di gara. Ottimo pallone recuperato dall'Academy, che può andare a disturbare Veliu, che si fa ancora una volta trovare pronto. Poi ferma tutto il direttore di gara. Ottima prova da parte dell'estremo difensore della TF, che sta facendo miracoli su miracoli. Non faccio fatica a definirlo probabilmente il migliore in campo. Veramente tantissimi gli interventi decisivi. Lancio lungo a cercare Mancuso. Difende col corpo il numero 5 dell'Academy, che però rimane dentro al campo e poi messa laterale in favore dell'Academy. Recupera il pallone Niceta. Poi scambia con Cangemi. Ferma tutto il direttore di gara. Punizione per la TF. Arrivano nel frattempo altri cambi per la TF. Ad entrare sono il numero 16 Sistori Davide e il numero 19 Troia Paolo. Va alla battuta Sistori.
Poi il pallone lungo. Lancio lungo di Troia. Poi il pallone recuperato dall'Academy che lancia lungo. Avanza palla al piede il numero 13 Cassataro. Lotta Manzella sul pallone, però viene recuperata dall'Academy che prova a scattare sulla corsia di destra. Pallone nuovamente in possesso della TF. Lancio lungo. Poi il pallone che termina in rimessa laterale in favore della TF. Va a recuperare subito il pallone Cangemi, che mette la palla in mezzo e poi facile tra le braccia di Ferrari. Lancio lungo. Palla tra i piedi di Veli. Scatta palla al piede Mancuso sulla corsia di destra, prova a farsi spazio, salta il primo avversario, poi scivola, continua a proteggere il pallone, poi palla che viene recuperata dall'Academy. Fallo, è entrata in ritardo da parte del numero 6 Fava. Tempo cambio anche per l'Academy. Deve entrare il numero 16 Giordano Cristian. Palla tra i piedi della TF, poi strattone importante, esce subito il cartellino giallo il direttore di gara. Sarà ammonito il numero 6 Michele Scotto. Attimo di colloquio tra il direttore di gara e l'allenatore della TF. Prepara Sistori alla battuta. Lancio lungo a cercare gli uomini in area della TF. Che rimane ancora lì, poi allontanata definitivamente dall'Academy che può provare a ripartire palla al piede. Pallone interessante ma ferma tutto il direttore di gara. Fuori gioco. Riprende subito il gioco. Poi rimane a terra uno dei giocatori della TF. Attimi di nervosismo e un pizzico di confusione.
restituito alla TF, si riprende il gioco, nervosismo in campo alquanto palpabile. Nel frattempo numero di Fava che salta l'uomo dalle parti di Pisano, che mette il pallone in mezzo, ci mette la testa Troia per trovare pronto però Ferraro che allontana. Lancio lungo che trova il numero 11 dell'Academy, che punta l'uomo, poi palla in mezzo, allontana la TF, il pericolo, prova a ripartire, palla però recuperata ancora una volta all'Academy, prova ad affondare sulla corsia di sinistra, ancora una volta tentativo da parte del numero 11, ottima chiusura da parte di Fava. Non è allontanato dalla TF. E palla che termina fuori. Tutto regolare secondo il direttore di gara. Gioco che prosegue. Palla ancora tra i piedi della TF. È uscito fuori. Palla tra i piedi di Fava, che avanza palla al piede. Scambia con il compagno dietro. Pallone interessante per Pisano, che scodella in mezzo, poi allontanato di testa. Prova il controllo Niceta, non riesce. Palla interessante per l'Academy, poi lancio lungo completamente fuori misura. Cassataro ci arriva tranquillamente, si appoggia a Value. Lancio lungo, lotta sul pallone il numero 19 della TF. Il pallone spedito lontano. Rimessa laterale per la TF. Altro pallone interessante messo in mezzo. Palla che rimane ancora lì, attenzione. E poi definitivamente allontanata. Rimane a terra uno dei giocatori della TF. Nel frattempo un altro giallo. Nomi sulla lista dei cattivi si sprecano in questa partita. Si riparte nel frattempo da una punizione per l'Academy, il lancio lungo. Ottimo pallone recuperato da Cangemi, che poi va per servire Mancuso. Mancuso torna indietro poi da Fava, a sua volta va da Cassataro. Avanza Pisano,
Poi scambia con Manzella, ancora Pisano, mette il pallone in mezzo, poi intervento da parte del portiere, pallone che rimane ancora lì e altro salvataggio in extremis da parte dell'Academy, ma la TF c'è, la TF fa vedere tutta la grinta con cui è scesa in campo in questo secondo tempo, con la volontà di ristabilire la parità di questo match. Altro lancio lungo per cercare il numero 15 Cangemi, intercettato però di testa dalla difesa dell'Academy che allontana. Si ripartirà da una rimessa laterale. Dalla tre piedi di Fava che lancia lungo, cercare Mancuso che non riesce ad agganciare a dove il pallone, adesso ci riesce però, avanza palla al piede, poi scambia con Pisano, viene atterrato e si guadagna un ottimo calcio di punizione. Punizione battuta, pallone che però termina sul fondo. Rimane a terra uno dei giocatori della TF. Esce momentaneamente fuori dal campo il numero 6 Fava. Qualche problema avvertito alle gambe. Nel tempo lancio lungo dell'Academy. Pallone fuori. Nel frattempo il numero 6 costretto ad abbandonare il campo, a prendere il posto del numero 17 Gilia Giuseppe. Rinvio lungo, poi pallone che termina fuori. Rimessa laterale battuta. Prova a ripartire la TF.
Rimessa laterale per la TF. Protegge il pallone Niceta e poi si appoggia a Pisano. Altra palla fuori. Con la trepiedi di Gilia. Scambia con Cassataro. Ancora Gilia che lancia lungo. Inquadra però lo specchio della porta. Pallone ancora in possesso dell'Academy, che adesso si ritrova tu per tu. Pallonetto, grande rischio. Riprende il gioco. Recuperato dall'Academy. Poi ferma tutto il direttore di gara. Fallo ai danni della squadra ospite. Sarà calcio di punizione. Lancio lungo. Pallone facile tra le braccia di Veliu, che lancia a sua volta lungo. Non riesce bene nel controllo il numero 19 Troia. Pallone che viene allontanato dal termine fuori. Rimessa laterale battuta dalla TF. Squadra di casa che continua a procedere palla al piede, poi pallone che termina fuori. Recuperare il pallone Cangemi, che batte la rimessa laterale, poi palla in mezzo. Lotta Niceta. Lancio lungo, intercetta Cassataro, che allontana. Pallone che termina fuori. Palla tra i piedi di Veliu, che lancia lungo. Cercare Manzella, che lotta sul pallone. Poi palla che viene allontanata. La riaggrappa Pisano. Il Mancuso. Nuovamente recuperato dall'Academy, che prova l'ennesimo affondo. Di gara per fuorigioco. Fuorigioco effettivamente da questa prospettiva abbastanza inesistente. Si scalda infatti la panchina dell'Academy. Arriva un altro lancio lungo per la TF.
riesce ad agganciare Kangemi che mette il pallone in mezzo, la palla allontanata dall'Academy. Pallone che rotola fuori, arriva nel frattempo un cambio per la TF, ad entrare sarà il numero 18 La Parola Tancredi. Entra nel frattempo il numero 14 Mbou Mohamed Karim per l'Accademia Palermo. Lotta ancora il numero 7 dell'Academy, però non trova lo specchio della porta. Ultimi 15 minuti più eventuale recupero per la TF, che c'è da dirlo, ha fatto una partita di assoluto carattere, nonostante l'inferiorità numerica è arrivata praticamente nei primissimi minuti del match, che continua ad insistere, ad attaccare alla ricerca del gol del pari. Ripartirà nel frattempo da una punizione in favore della TF. Punizione battuta. Sarà calcio d'angolo. Nel frattempo un giocatore dell'Accademia rimane a terra. Corner battuto, pallone che spacca la traversa e poi entra dentro e c'è il gol della TF che riesce a riacciuffare il pareggio nonostante l'inferiorità numerica arrivata praticamente al quinto minuto. La TF lotta, combatte e riesce ad ottenere il gol del pareggio. Match che si riapre adesso in questi ultimissimi minuti. Ferma tutto il direttore di gara. Punizione subito battuta dalla TF, che adesso si è fatta un'iniezione di fiducia. Il mister ha invitato i suoi a continuare ad attaccare alla ricerca del gol vittoria. Mette il pallone in mezzo il numero 17, poi allontana l'Academy. Ora inizia a farsi sentire la pressione anche per la squadra ospite. Ferma tutto il direttore di gara. Attenzione per la TF.
Punizione in una zona interessante per la TF. Punizione battuta. Poi pallone che scivola tra le braccia dell'estremo difensore dell'Academy. Palla che rimane ancora lì. Ci mette il fisico. Il numero 18 La Parola. Rimessa laterale in favore dell'Academy. Rimessa laterale. Poi cannonata. Mancato lo specchio della porta. Altro corner per la TF. Corner battuto, pallone che rimane ancora lì, poi palla allontanata. Value allontana lungo. Buona chiusura da parte della TF. Il strattone è abbastanza evidente, vola il giallo. Ultimissimi minuti accesi. Entrambe le squadre vogliono il gol del vantaggio per non andare ai supplementari. Gioco che riprende. Scatta l'Academy sulla corsia di sinistra. Con il numero 14 palla al piede che scambia con il compagno. Palla che resta lì e poi Value ciuffa il pallone. Lancio lungo. Continua la palla al piede della TF, recupera il pallone dell'Academy. Ferma tutto il direttore di gara. Punizione per la TF, presunto tocco di mano per l'Academy. Sistema il pallone Sistoli. Il tempo vola il giallo, uno dei componenti della panchina dell'Academy. Punizione battuta. Pallone che rimane ancora lì. Grande occasione per la TF, palla che rotola sul fondo.
Rinvio lungo. Poi altro pallone interessante per la TF. E arriva il calcio di rigore in favore della TF. Una decisione arbitrale che cambia tutto. Estremamente accesi questi ultimissimi minuti del secondo tempo. Gigantesca occasione per la TF. Va Sistori sul dischetto. Una responsabilità gigantesca sulle spalle di questo ragazzo. Parte Sistori e la mette dentro e la TF passa in vantaggio contro ogni pronostico. La TF riesce a recuperare un match difficilissimo, giocando 85 minuti in 10. Riprende il gioco. La TF continua a spingere e si fa trasportare dalle ali dell'entusiasmo. Mancano 3 minuti al termine di quelli regolamentari. Staremo poi a vedere quanti saranno quelli di recupero dati dal direttore di gara. Un match bellissimo ed estremamente adrenalinico. E con ogni probabilità lo sarà fino al triplice fischio del match. Palla tenuta alla bandierina, lascia giocare il direttore di gara, poi ferma tutto l'arbitro, punizione in favore dell'Academy. Lancio lungo, intercetta Pisano. Altro lancio lungo, ancora una volta allontanato dalla TF. Lotta sul pallone il numero 11 Manzella. Tutto regolare secondo il direttore di gara. Poi passaggio calibrato male. Arriva un cambio nel frattempo per l'Academy. Entra il numero 15 Allo Salvatore.
Si riparte da una rimessa laterale in favore della TF. Palla che termina fuori. Tutto regolare secondo il direttore di gara. Pallone pericoloso, allontanato dalla TF. Rimane ancora lì. Poi intervento falloso. Daniela TF. Rinvio lungo di Veliu. Lotta la parola sul pallone. Palla tra i piedi dell'Academy. Avanza palla al piede. Poi il pallone pericoloso. Rimane dentro. Rimessa laterale in favore dell'Academy. Messa battuta. Pallone allontanato alla TF. Lancio lungo però impreciso. La rimessa laterale all'Academy. Pallone pericoloso. Va Veliu che non riesce inizialmente a prendere il pallone tra le braccia, poi lo mette al sicuro. Altro tentativo d'assalto da parte della TF, poi pallone che esce fuori. Ultimo tocco secondo il direttore di gara dell'Academy. Sarà rimessa per la TF. Rimessa laterale battuta. Pallone tenuto dalle parti della bandierina. Rimessa laterale in favore dell'Academy. Arriva di testa il numero 17 Giglia, poi altro pallone interessante lì davanti. Tutto regolare secondo il direttore di gara. Ferma tutto il fischietto. Punizione per l'Academy. Alla battuta il numero 5 dell'Academy. Fuori gioco. Trappola del fuorigioco pienamente riuscita da parte della TF. Rinvia lungo Veliu. Occasione clamorosa per la TF che adesso scatta. Pallone messo in mezzo.
smanacciato e poi altra palla interessantissima che però non riesce a trovare lo specchio della porta, palla che termina fuori. Ci si avvicina al 95esimo minuto di recupero, al quinto minuto di recupero, scusate. Palla che rimane lì. Ferma tutto il direttore di gara. Punizione subito battuta all'Academy. Altra rimessa laterale per l'Academy. Poi allontana la TF. Errore nel passaggio. Pallone restituito all'Academy. Ottimo pallone recuperato dalla TF e poi altro passaggio calibrato male. Allontanata. Messa laterale battuta e poi arriva il triplice fischio e la TF la spunta nonostante l'inferiorità numerica per oltre 90 minuti di gioco. Riesce a recuperare la situazione di svantaggio che si era creata alla fine del primo tempo e segnare 2 reti nel secondo tempo che gli hanno permesso la vittoria di questo primo turno della fase dei playoff. La squadra va a festeggiare davanti al proprio pubblico.